Buongiorno e ben ritrovati in diretta come sempre su Antena 3, l'avevamo anticipato questa mattina, diretta straordinaria per seguire in questa giornata fondamentale per le nostre forze dell'ordine e per la polizia la cerimonia del 167° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Ecco, sono già, come vedete, da Mestre, all'M9 tra poco ci sarà appunto questa cerimonia, iniziata ufficialmente la diffusione di queste immagini, che è il video iniziale previsto proprio puntualissimo alle 10:30, mentre fra circa un quarto d'ora inizieranno ad arrivare anche le autorità. Questo è il video iniziale che stanno mostrando la platea di ospiti in arrivo, come dicevamo, al museo M9 di Mestre. Lo ascoltiamo anche. È l'impegno che ci consente di abbracciare i bisogni della gente e di farci parte di chi soffre. Polizia. Pronto, aiutateci, è terremoto! È il gioco di squadra che valorizza le risorse e le abilità di ciascuno. È il rispetto della dignità della persona che legittima l'esercizio delle nostre funzioni. La comunità è la ragione della nostra esistenza. Il nostro esserci sempre assume significato nel servire i cittadini. Loro sono il nostro valore, noi la loro tutela. Insieme rappresentiamo la sicurezza del nostro paese. Lo guardavo con ammirazione. Un papà in divisa è sempre l'orgoglio di un figlio. Era amato da tutti perché il suo lavoro lo faceva con il cuore. E dunque questo è il video davvero emozionante. Come vedete, questo è l'esterno del museo di altissima tecnologia, come sapete l'M9 a Mestre, dove si sta per svolgere la cerimonia del 167° anno della fondazione della Polizia di Stato, con il supporto di Andrea Basso e Renzo Sartori sul posto. Vi dicevamo tra poco l'arrivo delle autorità, ci sarà ovviamente il neoquestore di Venezia Maurizio Masciopinto, che tra l'altro ieri sera era nostro ospite a 20:10, un po' per discutere appunto anche dei temi di attualità e di quello che riguarda in questo momento la città di Venezia. E come sapete, di nuovo questo allarme, se così lo vogliamo definire, ma chiaramente è una preoccupazione per la popolazione, soprattutto al centro storico, quello delle baby gang. Avete visto e sentito anche dalle nostre interviste quanto è accaduto negli ultimi giorni con nuove aggressioni. Ci sarà anche il vice capo della polizia, Luigi Savina, che questo territorio conosce molto bene perché è già stato questore a Padova e quindi farà il suo saluto tra poco. Comincerà, ve lo diciamo subito, mentre ti chiedo, Andrea, di continuare a vedere queste immagini. Ci sarà anche la lettura dei discorsi, a cominciare da quello del capo dello Stato, poi
quello del ministro Matteo Salvini, quindi del capo della polizia Franco Gabrielli, che proprio nei giorni scorsi è stato ospite, è andato al Quirinale a incontrare il capo dello Stato Sergio Mattarella, proprio per avvicinarsi a questa giornata della festa della polizia in tutto il nostro paese, e quindi inevitabilmente una polizia che si adegua ai tempi, quindi le tecnologie che sono gran protagoniste questa mattina e lo saranno anche nei prossimi giorni, perché proprio il Museo M9, e ora vi faremo sentire il racconto di questo da parte del questore Mascio Pinto, ci sarà un'installazione che mostra con estrema chiarezza qual è il livello di tecnologia raggiunto oggi dalle polizie scientifiche del nostro paese nel momento in cui agiscono su una scena del crimine e ovviamente le successive indagini. Allora, ci si sta preparando, come vedete, ad accogliere le autorità in arrivo. Tra poco prendono parte alla cerimonia i gonfaloni della città di Portogruaro Jesolo, della regione del Veneto, la città di Chioggia, la città di Venezia ovviamente, e tra poco cominceranno a risuonare nel cortile antistante l'M9 di Venezia, di Mestre, vedete le note di accoglienza delle autorità. Vediamo il saluto. Onori al gonfalone della città di Venezia, premiato medaglia d'oro al valore militare. Prendono parte alla cerimonia l'ANPS e i gonfaloni della città di Venezia, della città di Chioggia, della regione Veneto, della città di Jesolo e della città di Portogruaro. Onori al gonfalone della città di Venezia, premiato medaglia d'oro al valor militare, seguito dal gonfalone della città di Chioggia, premiato medaglia d'oro al valor civile. Visto il passaggio adesso
del gonfalone della città di Venezia e di quello di Chioggia. Credo resti ancora un passaggio. Il gonfalone della regione del Veneto mi sembra di intuire anche dalla scaletta, ma stanno arrivando le autorità, come dicevamo il vice capo della polizia Luigi Savina e il questore di Venezia Maurizio Masciopinto, e quindi faranno il loro ingresso in sala. È l'auditorium dell'M9 a Mestre, e quindi poi inizierà ufficialmente la cerimonia del 167esimo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. Ne approfittiamo solo per farvi sentire insieme ad Andrea Basso, questo è l'interno della sala, vediamo, la speaker della festa che annuncia appunto l'arrivo, credo, delle autorità. Attendiamo qualche istante che per capire come si svolgeranno i prossimi istanti. Fanno ora ingresso l'AMPS e i gonfaloni della città di Venezia, della città di Chioggia, della regione Veneto, della città di Jesolo e della città di Portogruaro. Ed eccoli qua, li abbiamo visti poco fa sfilare all'esterno, ovviamente ora prendono posto all'interno della sala, l'auditorium dell'M9 a Mestre. Dunque, rapidissimamente vi facciamo ascoltare come ieri sera il questore di Venezia, che era ospite in questo studio, dava la sua lettura della città di Venezia, delle sue sfaccettature, di come l'ha trovata. Vediamo. Io sono molto grato al capo della polizia, il prefetto Gabelli, che mi ha dato questa opportunità, perché, come ha detto lei, Venezia è una città unica al mondo, peculiare, io dico nella vita ogni medaglia ha il suo rovescio, ci sono cose stupende ma anche tante problematiche legate a questa vita fatta un po' sul mare, nella laguna, certo. Per cui tutto quello che è connesso ai trasporti. Ho avuto l'esperienza 6 anni fa dell'acqua alta, che certo. Chiaramente è una cosa che se non vivi non puoi capire appieno, con tutte le problematiche che comporta. Naturalmente è una città che ha anche una doppia veste, perché c'è la parte in laguna ma c'è anche la parte di terraferma, e tutte e due devono vivere nello stesso modo, con la stessa attenzione, e quindi sto anche prendendo pienamente contatto con queste doppie realtà, la vita nella laguna e la vita sulla terraferma, collegate da quest'istmo di terra che ti dà proprio il senso della dimensione del collegamento, che è un collegamento costante e reale tra due modi di vita di un territorio che è un territorio bellissimo. Io, venendo stasera qui, ho visto tutti gli insediamenti industriali della provincia, certo. Che sono una grande risorsa, quindi un territorio pieno di vita dal punto di vista anche del lavoro e dell'occupazione, con le problematiche connesse. Io, che vengo poi dal sud, ed è la prima esperienza in maniera stabile al nord, da una città di mare, assolutamente, fortunatamente ho frequentato sempre città di mare, vedo, diciamo, questa dimensione diversa ma con le sue problematiche e con i suoi aspetti positivi. Sicuramente questo incarico è una nuova sfida, una sfida stupenda che sono veramente pronto a fare. Ho trovato, devo dire, un bel gruppo di giovani funzionari, tutti molto motivati, una squadra veramente forte. Sono convinto che sarà un'esperienza straordinaria. Allora, così Maurizio Masciopinto, il questore di Venezia, ieri sera nostro ospite a 20:10. Vi faccio vedere questo, ricorderete l'acqua alta di qualche tempo fa. Questo è un altro video istituzionale della Polizia di Stato. Siamo sempre in diretta per seguire la festa, che è di fatto iniziata ma tra pochi minuti entrerà nel vivo. Alcuni video, questo è quello istituzionale, e tra poco vi anticipiamo un video realizzato invece dalle nostre redazioni, la redazione di Venezia e il gruppo di Media Nord-Est. Vediamo questo.
video realizzato, come dicevamo, dalla Polizia di Stato, il video istituzionale, e poi ne seguirà uno, vedete, questo è il famoso blitz di via Piave, lo ricorderete bene, ne abbiamo parlato anche ieri sera con il questore, come è cambiata la vita. Ecco le interviste realizzate alla redazione di Venezia, Media Nord-Est. E siamo veramente contenti perché con il 10 di luglio del 2018 noi abbiamo vissuto la nostra giornata della liberazione dal degrado, dal market della droga, e questo quartiere è rinato. Noi siamo veramente grati alle forze di polizia per tutto il lavoro che hanno fatto e che sono sempre stati presenti in ogni momento, e ancora oggi sono presenti perché ci contattano, ci chiedono come sta andando, e noi siamo veramente contenti. Senti la tranquillità, le persone vivono tranquille, i bambini passano con la bicicletta, prima non lo facevano. Insomma, un'altra realtà, un'altra realtà. Quest'ora qua c'era piena di nigeriani, spacciatori, gente balorda veniva a comprare, immondizia a terra, sporcizia, insomma, facevano la pipì vicino alle macchine, insomma, un casino, una puzza di marijuana, insomma, si vive decisamente bene. Siamo veramente felici, la mattina usciamo e ci sediamo nella nostra strada, nella casa nostra, e quindi siamo felici veramente. Che cosa ha provato lei quando ha iniziato a sentire il rumore degli elicotteri, a vedere arrivare le volanti della polizia? Insomma, ricordiamo, c'erano tutte le vie chiuse. Una grande soddisfazione. Abbiamo detto finalmente oggi è la giornata della rinascita di questa via e di questo quartiere. Siamo stati veramente contenti, felicissimi. È stata una cosa al momento impressionante, perché hai preso un po' paura cosa succede. Poi ti sei resa conto di una partecipazione, di un'attivazione per la sicurezza di questa strada, che era prima la strada più bella di tutta Mestre. Quando io ho preso l'appartamento qua per i miei bambini che crescevano e volevano, l'avevamo scelta perché era il cuore di Mestre. E poi si era degradato, abbiamo sofferto tanto e la nostra felicità è arrivata proprio quella sera. Surreale veramente, perché hai visto arrivare tutti, la polizia, gli elicotteri, i rumori, la gente che si affacciava e chi batteva le mani, chi si preoccupava a sentire cos'è, ci siamo arrivati. Dobbiamo dire veramente un grazie, insomma, hanno fatto tanto. Insomma. Allora, come avete visto, il servizio curato da nostra Ilaria Marchiori per la redazione di Venezia, il gruppo Media Nord-Est, richiesto esplicitamente in questi giorni proprio dalla Polizia di Stato per questo momento molto toccante, di fatto anche per i presenti all'M9 a Mestre, perché racconta dell'operazione forse più importante degli ultimi anni, soprattutto nella zona del Veneziano evidentemente, che è quella di via Piave, che è tornata a essere la bella via che i residenti apprezzavano dopo anni, insomma, di grandi difficoltà per il proliferare di spacciatori e questa percezione di insicurezza. Dunque, adesso direi che possiamo lasciare
la linea a Renzo Sartori, tecnici dell'M9 per l'arrivo delle autorità. Vi dicevamo il vice capo della polizia Luigi Savina insieme al questore di Venezia Maurizio Masciopinto, e poi la lettura dei discorsi, a cominciare da quello di Sergio Mattarella, quindi poi il ministro dell'interno Matteo Salvini e lo stesso Franco Gabrielli, capo della polizia, e quindi poi la cerimonia del 167° anniversario della festa della polizia, che sarà in diretta su Antenna 3 ancora per le prossime ore. Vediamo cosa succede. Linea all'M9. Vedete, in questi istanti stanno arrivando i comandanti delle altre forze dell'ordine. Prima abbiamo visto carabinieri, ora il comandante della polizia locale del comune di Venezia, e spesso, sapete, appunto è protagonista dei nostri approfondimenti nei telegiornali, quando nella cronaca quotidiana ci troviamo, insomma, a dover raccontare gli eventi della città metropolitana di Venezia. E in questi istanti l'arrivo è previsto nei prossimi secondi. Dicevamo Luigi Savina e il questore di Venezia Maurizio Masciopinto, che stanno arrivando nel momento in cui giungono appunto alla sala, all'auditorium dell'M9. Comincerà ufficialmente in diretta questa mattina, sono le 10:53, su Antenna 3 la festa, il 167° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Il picchetto schierato, avete visto quindi poi come sono state accolte le autorità, i gonfaloni che già hanno preso posto all'interno dell'auditorium, che è una struttura ad altissima tecnologia. Poi ovviamente seguiremo da lì quello che sarà lo svolgersi della festa nella prossima ora circa in diretta su Antenna 3, un museo, ricorderete, inaugurato soltanto qualche mese fa, con le ultimissime tecnologie, con l'utilizzo per esempio dei visori, quelli della realtà virtuale, per essere chiari, anche per ripercorrere la storia del Novecento appunto.
ed è un museo che sta riscontrando molti successi. È stato scelto proprio dal questore di Venezia per unire la storia, la tradizione, la cultura e il ruolo della Polizia di Stato proiettato al futuro e quindi appunto anche le nuove tecnologie. Andrea, ti chiederei, visto che stiamo attendendo l'arrivo appunto di Savina e Masciopinto, rivediamo il questore Masciopinto ieri sera quando parla della tecnologia e spiega molto bene come all'interno dell'M9 ci sarà anche la ricostruzione della scena del crimine di indagine con le ultimissime tecnologie. Vediamo. La tecnologia delle investigazioni oggi è una tecnologia molto affascinante. Ed è quella che ha grande successo in televisione poi, assolutamente no? Sì, assolutamente sì. Questo vi ha complicato la vita nelle indagini? Ma no, perché quello in realtà è quello che dicevo prima, cioè la capacità di un'organizzazione di essere a passo coi tempi, quindi la modernità. La modernità è un valore intrinseco dell'organizzazione. Io faccio un esempio per dare l'idea di cosa significa modernità e come la Polizia di Stato ha saputo riconvertire un'organizzazione che storicamente, e parlo della Polizia Postale, era abituata a scortare negli anni '80 i sacchi di juta con il denaro contante di Poste Italiane, a convertirlo nella Polizia Postale delle Comunicazioni, la più tecnologica, la polizia che viaggia sulla rete internet a tutela dei cittadini nella nuova dimensione cibernetica. Beh, visto che abbiamo discusso molto di revenge porn per esempio ultimamente, ma insomma tutti i reati che sono online. I nuovi reati, no? I nuovi reati che si accompagneranno sempre più. Parte della nostra vita sta migrando sulla rete, l'ICT, la tecnologia sulla rete, influenza sempre più il nostro modello di vita, basti pensare agli acquisti online, alle vacanze che si comprano in rete, quindi quanto a questa migrazione sulla rete della nostra attività chiaramente ha bisogno di un'attività di sicurezza e lì siamo presenti, proprio perché abbiamo questa capacità di riconvertirci costantemente. Avete visto dunque e adesso di nuovo le immagini in diretta dall'M9 a Mestre. Noi abbiamo visto durante questo servizio anche un flash dell'interno della sala, circa 200 posti che accoglierà, lo dicevamo, le autorità e partecipanti, colleghi della Polizia di Stato e non solo, come avete visto, di altre forze dell'ordine per questa cerimonia tra pochissimo. Prima del quest'ora dicevamo del discorso, ovviamente c'è la lettura dei messaggi, lo avete capito bene, da parte del Capo dello Stato, quindi poi del Ministro dell'Interno Matteo Salvini e del Capo della Polizia Franco Gabrielli, comandante della Guardia di Finanza. Adesso l'arrivo, quindi diciamo anche le altre forze dell'ordine sono rappresentate, lo abbiamo visto negli scorsi minuti con l'arrivo delle autorità che prendono posto all'interno dell'auditorium dell'M9, sempre accompagnati da un ufficiale della Polizia di Stato, con il saluto, lo vedete, dei colleghi. Abbiamo visto, ci saranno tra poco anche le consegne di pubbliche benemerenze, di riconoscimenti, lo abbiamo raccontato bene anche nei giorni scorsi con l'intervento dei agenti di Polizia di Stato dopo la rapina in via Fapanni. Sentiamo la speaker della festa. Di Venezia, dottor Maurizio Masciopinto. Abbiamo capito bene. Come vi dicevamo, tra poco seguiremo in diretta in questa festa della Polizia
su Antenna 3 anche la consegna di queste benemerenze, dei riconoscimenti, di encomi come per esempio a un sovrintendente, adesso non lo possiamo anticipare, però un sovrintendente così come non solo il commissariato di Jesolo ma anche la polizia di frontiera, polizia ferroviaria, insomma, quindi un po' tutti gli ambiti di lavoro quotidiano della Polizia di Stato, un sovrintendente che ha portato a termine un intervento di soccorso molto importante nel corso di un incendio all'interno del campeggio, forse ricorderete ormai qualche tempo fa, ma insomma non anticipiamo più di tanto, ovviamente lo seguiremo in diretta tra poco, pochissimo. C'è qualche minuto di ritardo, devo dire, circa 10 minuti di ritardo sulla scaletta, anche perché ovviamente si attende l'arrivo da Roma del vice capo della Polizia di Stato. Vediamo se sono arrivati Savina e Masciopinto. Onori al vice capo della Polizia, vice direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, prefetto Luigi Savina. Il prefetto di Venezia e dietro di loro svetta il questore di Venezia, uomo molto alto, il neoquestore della città di Venezia, quindi ora il saluto, come vedete, e l'arrivo all'M9 per l'inizio ufficiale della festa. Fa ingresso in sala il vice capo della Polizia, vice direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, prefetto Luigi Savina, accompagnato dal questore della provincia di Venezia, dottor Maurizio Masciopinto. Vediamo se ora è ripartito, eccolo qua. Si dà lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Messaggio del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella. Rivolgo un caro saluto a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che festeggiano la ricorrenza del 167° anniversario della fondazione del Corpo. A loro esprimo il sentimento di stima e di gratitudine del Paese per l'opera svolta a tutela della legalità,
condizione indispensabile di democrazia, sviluppo e serena convivenza. A 60 anni dall'istituzione dell'allora Corpo di Polizia Femminile, un particolare pensiero desidero indirizzare alle donne che a pieno titolo e a tutti i livelli operano nella Polizia di Stato svolgendovi un ruolo fondamentale. La Polizia di Stato ha vissuto negli ultimi anni un processo di modernizzazione che ha riguardato ogni profilo della propria attività in un'evoluzione aperta al futuro ma al contempo fedele alla sua tradizione. Il patrimonio di idealità e valori cui si ispira trae alimento dal lavoro quotidiano di uomini e donne impegnati ad accudire un senso di comunità, talvolta minacciato e lacerato dalla paura, dai fenomeni di violenza e dalle fragilità sociali. Essi tutelano il bene della sicurezza inteso non solo come prevenzione e repressione di reati, ma anche come intensità e qualità delle relazioni fra le persone. È una dimensione sociale della sicurezza che nel contrasto al crimine, come nel mantenimento dell'ordine pubblico, trova fondamento nei principi costituzionali e si concretizza nella salvaguardia dei diritti di libertà individuali e collettivi. L'azione di prevenzione delle minacce terroristiche ed eversive, condotta nella costante collaborazione con gli altri comparti interessati, è garanzia del sereno corso dei rapporti politici, sociali ed economici. Per l'attività di eccezionale valore svolta da uomini e donne delle Digos e della Polizia di Prevenzione dal 1972 ad oggi, è stata conferita medaglia d'oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato. La recente cattura di latitanti e la loro consegna alla giustizia affinché possano scontare le pene per i crimini commessi rende onore al paziente lavoro svolto in collaborazione tra apparati dello Stato e a livello internazionale. Di primario rilievo resta anche l'impegno a difesa dei soggetti deboli, più esposti a fenomeni criminali odiosi, lo spaccio di droghe ai minori, la tratta e lo sfruttamento di esseri umani, le truffe ai danni di anziani, il cyberbullismo. La lotta ai traffici illegali, da cui traggono profitto mafie ed altre organizzazioni criminali, si rafforza con l'opera di disarticolazione dei patrimoni illecitamente accumulati o frutto del reimpiego di proventi delittuosi, rispetto ai quali dispiegano incisiva efficacia gli strumenti del sequestro e della confisca di beni. Nel commosso ricordo di quanti hanno perduto la vita nell'assolvimento del dovere, rinnovo a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e ai loro familiari che ne sostengono e condividono gli sforzi i miei sentimenti di gratitudine e augurio. Sergio Mattarella. Messaggio del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Signor Capo della Polizia, è un grande privilegio parlare alla grande famiglia della Polizia di Stato in occasione della celebrazione del 167° anniversario della vostra fondazione. Ogni giorno, grazie al buon Dio, ho l'onore di lavorare al vostro fianco. Orgoglioso di voi, che siete apprezzati dalla stragrande maggioranza degli italiani, ma comunque bersaglio in piazza e sui giornali di volgari attacchi e accuse infamanti da parte di minoranze violente e incivili. Anche per questo sono fiero di indossare i vostri simboli. Con soddisfazione desidero rinnovare i sentimenti di più sincera ammirazione e gratitudine nei confronti delle donne e degli uomini che ogni giorno, con instancabile impegno e dedizione, operano per la sicurezza del Paese e dei cittadini. Sono onorato, da Ministro dell'Interno, di poter confermare la volontà del Governo di assumere migliaia di nuovi poliziotti. Per ora abbiamo stanziato circa 2,5 miliardi di euro. Oltre alle assunzioni ci sono nuovi strumenti operativi e nuove uniformi, un'azione concreta e che più di 1000 parole dimostra la volontà di valorizzare e rispettare chi indossa una divisa. Credo sia mio dovere, per celebrare degnamente questo anniversario, ricordare quanto questo Governo abbia fatto per le forze dell'ordine e quindi per la sicurezza del Paese. Chi governa ha l'imperativo di onorare con i fatti, tutti i giorni, chi lavora per la sicurezza e per far rispettare le leggi. Il clima di crescente fiducia e consenso che circonda l'operato delle forze di polizia nasce dai brillanti risultati ottenuti, fra i quali ricordo la cattura di pericolosi latitanti, finalmente consegnati alla giustizia, e un sempre più efficace controllo delle frontiere,
ma più in generale dalla consapevolezza del lavoro continuo, paziente, a volte oscuro e silenzioso, che essi svolgono a tutela della collettività. Non solo i gesti di eroismo o atti di eccezionale valore, ma soprattutto comportamenti quotidiani, orientati alla tutela delle persone più deboli, all'ascolto, all'attenzione verso i bisogni e le aspettative, i diritti di tutti e soprattutto quello di vivere serenamente le nostre piazze e le nostre vie. In questa prospettiva, il valore della prossimità, inteso come capacità di essere vicini alle persone e come tali percepiti, è stato declinato negli ultimi mesi con nuove iniziative, finalizzate a prevenire le illegalità diffuse che destano maggiore allarme sociale e si ripercuotono sulla qualità della convivenza civile. L'azione volta a restituire fiducia e tranquillità alle comunità passa anche attraverso le strategie di contrasto delle organizzazioni criminali che controllano i traffici illeciti e maggiormente in alcune aree del Paese attentano alla legalità e trasparenza dell'economia e delle amministrazioni, alimentando le piaghe della corruzione e dell'affarismo. La lotta senza tregua ai patrimoni mafiosi e al riciclaggio dei proventi illeciti, attuata con il ricorso agli strumenti di prevenzione offerti dall'attuale legislazione, mira ad affermare sempre e comunque il potere della legge a beneficio di tutto il sistema economico nazionale. Anche la lotta ai trafficanti di esseri umani che prosperano sul fenomeno dell'immigrazione clandestina ha visto la Polizia di Stato impegnata in importanti operazioni che hanno portato all'arresto di scafisti, basisti, sfruttatori e nuovi schiavisti. I risultati conseguiti, tanto nel contrasto alla criminalità organizzata quanto nella delicata gestione dell'ordine pubblico e nella tutela delle condizioni di vivibilità delle nostre città, rendono onore alla competenza e professionalità delle varie articolazioni della Polizia di Stato e dalle positive interazioni che esse sanno sviluppare con altre forze dell'ordine, nonché con tutte le componenti del nostro sistema di sicurezza, che si conferma uno dei più moderni, efficienti e avanzati a livello internazionale. Le positive sinergie e collaborazioni con apparati di intelligence nazionali e stranieri, oltre a favorire i già citati successi nella caccia ai latitanti, hanno anche garantito elevati livelli di prevenzione rispetto alle multiformi e diversificate minacce di matrice terroristica che ormai da decenni impegnano la Polizia di Stato in un'azione di rilievo a tutela dei valori di libertà e democrazia su cui si fonda l'Italia. Nelle sfide dell'attuale contesto sociale ed economico, caratterizzato da sempre maggiore complessità e innovazione tecnologica, fondamentale rimane il ruolo delle specialità della Polizia di Stato, che nei diversi ambiti di intervento raggiungono i massimi livelli di competenza, modernità e innovazione. Siamo orgogliosi di averle volute sostenere, bloccando i ridimensionamenti immaginati in passato. In questa celebrazione, dedicata a tutte le donne e a tutti gli uomini della Polizia di Stato, il mio commosso ricordo e la riconoscenza di tutto il Paese va a coloro che hanno spinto fino all'estremo sacrificio della vita l'adempimento del dovere al servizio delle istituzioni e a difesa delle persone. Viva la Polizia. Matteo Salvini. Si dà infine lettura del messaggio augurale del signor Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli. Autorità religiose, civili, militari, ospiti, cari colleghi, quest'anno le celebrazioni del 167° anniversario della fondazione della Polizia di Stato si caricano di significati ancora più pregnanti per la concomitanza di un'ulteriore ricorrenza. Il centenario dell'Aquila Dorata dalle ali spiegate, l'unico emblema ad aver accompagnato, senza soluzione di continuità, i segni distintivi della Polizia di Stato nei suoi molteplici cambiamenti. Sono lieto che tale anniversario cada proprio quest'anno, nel quale indosseremo per la prima volta i nuovi distintivi di qualifica, che rimarcano il nostro orgoglio di appartenenza ad un'amministrazione civile, come disegnata dalla legge 121 del 1981, pubblicata appunto il 10 aprile. Consentitemi di richiamare, con particolare orgoglio, un altro anniversario. Ricorrono quest'anno i 60 anni dall'istituzione del Corpo di Polizia Femminile, che segnano l'ingresso delle donne in polizia, una presenza che via via negli anni si è fatta sempre più qualificata, tanto che oggi le donne che ricoprono ruoli dirigenziali sono oltre il 35%, a fronte di una presenza femminile del 15%.
Grazie alla professionalità e alla passione con cui le nostre donne e più in generale tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato concorrono alla sicurezza del nostro Paese, siamo ai vertici delle istituzioni nella fiducia degli italiani, secondo il recente rapporto Eurispes. Questo prezioso patrimonio di credibilità non può e non deve rappresentare una posizione di rendita. Per questo dobbiamo essere sempre più preparati per rispondere adeguatamente alle istanze di sicurezza che pervengono dalla nostra comunità, nella consapevolezza che ogni qualvolta non saremo in grado di onorare quell'aspettativa, tradiremo i valori sui quali abbiamo giurato e negheremo la nostra stessa ragione di essere. È all'insegna di questa consapevolezza che nella veste di autorità di pubblica sicurezza abbiamo consentito il regolare svolgimento delle oltre 11.000 pubbliche manifestazioni svoltesi nel 2018, garantendo un equo contemperamento tra le talora contrapposte esigenze in campo. Abbiamo inoltre contribuito ad elevare gli standard di sicurezza del nostro Paese, come attestato dalla riduzione degli indici di criminalità, che hanno registrato una flessione del 4% nel 2018 ed una previsione in linea per i primi mesi del 2019. Per lo straordinario impegno profuso nella lotta al terrorismo interno ed internazionale, la bandiera della Polizia di Stato quest'anno si freggerà della medaglia d'oro assegnata alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, erede gloriosa delle strutture che consentirono all'intero Paese di uscire vittorioso dai cosiddetti anni di piombo. Questi traguardi sono stati raggiunti anche lavorando a modelli di sicurezza integrata e partecipata, con protocolli di legalità che coinvolgono le molteplici rappresentanze delle realtà locali, nella consapevolezza che oggi la sicurezza debba essere un valore condiviso. Negli ultimi 3 anni ci siamo inoltre dedicati a rendere più efficiente la nostra amministrazione, avviando un generale processo di riforma che ha toccato tutte le sue strutture centrali e territoriali, aiutati in questo dai contributi critici delle organizzazioni sindacali che ci affiancano in questo non facile percorso. Etica e disciplina sono il mantra di questa fatica silenziosa, che ad oggi ci ha portati all'elaborazione di un nuovo modello organizzativo per le questure e i commissariati, combinato ad un innovativo piano di redistribuzione degli organici, capace di rispondere alle mutate esigenze di sicurezza delle comunità. Per finire, un ultimo anniversario, i 10 anni dal terremoto dell'Abruzzo. Pur doloroso, ci consente di ringraziare le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che hanno visto e vedono il nostro Paese impegnato, troppo spesso, sul fronte delle emergenze. Non a caso, unica tra i corpi armati dello Stato, la nostra istituzione ha nel proprio simbolo araldico le insegne del soccorso pubblico. Oggi dunque festeggiamo queste straordinarie donne e uomini della Polizia di Stato, nel perenne ricordo di coloro che hanno sacrificato la loro vita per la sicurezza del nostro Paese, ma anche di coloro che, malati di vivere, hanno inteso togliersela. Viva la Polizia di Stato, viva l'Italia. Franco Gabrielli. Prende ora la parola il questore della provincia di Venezia, dottor Maurizio Masciopinto. Attenti! Signor... Me l'avete dato tra un attimo il riposo. Volevo salutare le autorità. Signor Vice Capo della Polizia, signor Prefetto, signor Procuratore Generale della Repubblica, signor Procuratore Capo, Sindaco, autorità civili, militari, tutte. Grazie di essere oggi qui a festeggiare con le donne e gli uomini della Polizia di Venezia la celebrazione del 167° anniversario della nostra fondazione. La data del 10 aprile è stata voluta dal Capo della Polizia, il Prefetto Gabrielli, per collegare la nostra festa con l'approvazione della legge 121, pubblicata il 10 aprile del 1981, che innovò con illuminata modernità il sistema della sicurezza in Italia. Un modello finalizzato a garantire sempre più le libertà fondamentali dei cittadini, perché, come abbiamo sentito poco fa anche nel messaggio del Presidente della Repubblica, se non c'è sicurezza non ci può essere libertà. La Polizia, grazie alla capacità di visione del nostro legislatore di allora, in questi anni ha saputo adattarsi ai molteplici e veloci mutamenti sociali
che hanno attraversato l'Italia, facendo fronte a vari pericoli che si sono parati all'orizzonte. Faccio un esempio in questo momento, ad esempio il problema del terrorismo. Quindi permettetemi di esternare innanzitutto alla vostra illustre presenza e di tutti coloro che oggi ci hanno onorato con la loro partecipazione, e saluto anche chi ci sta seguendo in diretta, perché abbiamo una diretta televisiva in questo momento, il mio sentito grazie ai protagonisti di questa azione di tutela dei diritti fondamentali, le poliziotte ed i poliziotti della provincia di Venezia. Sono qui da pochi giorni, ma che tuttavia mi sono stati sufficienti a cogliere anche in queste donne e uomini quei sentimenti umani e strutturali che fanno della polizia una grande istituzione: professionalità, competenza, spirito di sacrificio e dedizione. In questo momento, mentre scorrono le mie parole, sta per uscire nelle nostre caserme quello che chiamiamo un turno di volante, automobili in cui entreranno persone che sono madri, padri, figlie, figli, fidanzati, fidanzati, che si preparano all'eventualità di evitare un reato, pronti a mettere a rischio la propria vita. Ciò avviene 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Per questo i nostri poliziotti, quando escono di casa per cominciare un turno di lavoro, usano la frase: io vado di servizio, perché, gentili e illustri ospiti, il nostro è un servizio alla collettività. Quindi grazie ancora poliziotti, e intendo tutti i miei poliziotti, quelli oltre in servizio alla questura, quelli della stradale, della ferroviaria, della postale, di tutte le specialità. Noi, chiamati a gestire la sicurezza, sappiamo bene che anche qui a Venezia, come in altri territori, il complicato meccanismo della percezione della sicurezza fa sì che i nostri concittadini si sentano comunque a rischio anche quando avvengono fatti criminosi che non li coinvolgono direttamente. I nostri entusiasmanti risultati di questa provincia, 400 arrestati e 3.500 denunciati negli ultimi mesi, nei 12 mesi, troppo spesso non bastano a indurre quella sensazione di tranquillità sociale a cui tutti ambiamo. E su questo permettetemi di aprire una parentesi per ringraziare l'autorità giudiziaria, oltre che per l'altissimo livello di professionalità che ho percepito immediatamente, anche per la sinergia e la vicinanza ai nostri uffici investigativi che mi è stata immediatamente testimoniata dai miei collaboratori al mio arrivo. Grazie Procuratore Capo, grazie Procuratore Generale e tutti gli illustri ospiti dell'ordine giudiziario che ci hanno onorato della loro presenza. Ho trovato in questa provincia una vicinanza, una collaborazione che va ben oltre quelli che possono definirsi gli standards del nostro Paese. Ma ragionando della serenità quotidiana dei cittadini di Venezia, bisogna dire che essa a volte è minata anche da effetti della comunicazione, che oramai per le nuove modalità in essere sfugge al controllo di tutti. Senza imputare alcuna malizia ai giornalisti, che anzi ringrazio per la vicinanza che mi hanno dimostrato in questi giorni e compiacendomi anche per la loro professionalità, oggi dobbiamo constatare che il servizio del sistema dell'informazione moltiplica moltissimo le percezioni di insicurezza. Per questo motivo i nostri positivi risultati non producono rilassamento nel nostro atteggiamento e nella nostra consapevolezza. Noi sappiamo bene che l'unica risposta che dobbiamo dare è quella della nostra presenza sul territorio. Ecco perché il motto scelto dal Capo della Polizia è esserci sempre. In queste parole si racchiude il senso di quel servizio che svolgiamo e a cui ho fatto cenno prima. I cittadini ci vogliono presenti in tutte le loro ordinarie attività quotidiane e noi ci sforziamo di esserci. Stiamo immaginando con i miei collaboratori qui a Venezia nuovi modelli di controllo del territorio attraverso immissioni di nuova tecnologia, ma anche con un ulteriore sacrificio del personale. E su questo permettetemi un altro ringraziamento ai colleghi di tutte le altre forze di polizia,
La collaborazione con Carabinieri, Finanza, Capitaneria di Porto e tutti gli altri è eccezionale in questo territorio e lo sarà. Sono da troppi pochi giorni in questa splendida città per somministrare ricette o soluzioni. Mi piace molto di più condividere con voi i sentimenti che mi pervadono in queste ore. Il primo è quello della gratitudine al signor Capo della Polizia per la fiducia dimostratami, affidandomi questo importante incarico. Il secondo è quello della serenità, perché ho subito percepito che magistratura, istituzioni locali, comune, provincia, regione, forze dell'ordine sono tutte sinergicamente coese e, così come mi piace dire, tutti dalla stessa parte. Questa bellissima sensazione che avverto ogni giorno nel mio quotidiano lavoro si trasmette a tutti i miei collaboratori, rendendoli più forti contro chi, invece, nella vita ha fatto una scelta diversa, quella di essere dall'altra parte, quella della illegalità. Questo stare insieme delle istituzioni dà una forte motivazione ai poliziotti della provincia, molti ormai avanti con gli anni della loro età, ma tutti capaci di colmare con il loro entusiasmo le carenze di un mancato turnover, cui ha fatto cenno anche nel suo discorso il signor Capo della Polizia. Per questo devo un particolare grazie a tutte le rappresentanze sindacali della Polizia e degli impiegati civili. Ho trovato in questa città una capacità propositiva di collaborazione da parte loro davvero non comune. Mi ha colpito subito la generosità di trasformare le problematiche in opportunità. Grazie, grazie davvero per come mi siete vicini dal primo giorno del mio arrivo. Un altro grazie lo devo a tutti i collaboratori più stretti, funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, che non hanno esitato un attimo a mettersi in gioco, non facendomi mancare da subito il loro entusiasmo. Allora, proprio per tutte le difficoltà in cui viviamo, questi poliziotti, donne e uomini, hanno bisogno di sentire la vostra vicinanza, perché stanotte, tra mille difficoltà, loro vigileranno sulla vostra sicurezza. Un altro sentimento che voglio condividere è quello della gratitudine alla mia famiglia, solidale in questo impegno professionale, a mia moglie, ai miei figli Claudio e Vincenzo, che tengono duro con il loro papà lontano da casa. A questo proposito voglio condividere e raccontarvi il contenuto di una breve telefonata intercorsa tra me e il sindaco, che mi ha molto colpito, avvenuta poche ore dopo la mia nomina, nel corso della quale il sindaco mi ha detto: signor Questore, qualsiasi problema dovesse riguardare la sua famiglia mi chiami. Grazie sindaco. Questo approccio racconta un modello di sensibilità umana e sociale. Ultimo grazie, ma l'ho riservato apposta alla fine perché meritava uno spazio davvero tutto speciale. E quello al prefetto Luigi Savina, vice capo della Polizia, che ci ha voluto onorare con la sua presenza. Un grande funzionario di polizia, un uomo straordinario di cui mi onoro di essere amico. L'ho conosciuto molti anni fa. Il mio questore da allora mi disse: tra pochi giorni arriva un grande funzionario. Sinceramente non mi disse così, mi disse: arriva uno cazzuto. E dopo pochi giorni me lo presentò, appena arrivato a Napoli. Era lui, Luigi Savina. Non ci parlammo molto quel giorno, ma da napoletano navigato capii che avevo davanti una persona di spessore. E la straordinaria carriera che ha fatto è stata per me sempre un fatto scontato. Nel nostro gergo si direbbe un atto dovuto. Competenze e umanità, capace di insegnare agendo e non parlando. Siamo onorati che abbia scelto Venezia, signor Vice Capo. Qui i corridoi della Questura raccontano ancora le sue gesta. Quando ho chiesto com'era la situazione in tema di indagini, non immaginando il nostro rapporto di amicizia e, se mi permette, di stretta conoscenza, mi hanno detto: signor Questore, ma questa è la mobile di Savina, quasi che si trattasse di un marchio di fabbrica. Io ne ho sorriso, con ammirazione e gioioso, dentro di essere anch'io un tuo grande fan. Concedetemi infine un pensiero alle famiglie dei nostri poliziotti caduti in servizio.
Loro devono sapere che non sono soli. Con loro c'è la grande famiglia della Polizia, di cui io sono onorato di far parte. Questo legame è un grande valore che si chiama spirito di appartenenza. Oggi è questo quello che voglio esibire. Sono un uomo del Sud e nel giorno della festa mettiamo il gioiello più bello. Il nostro gioiello più bello è lo spirito di appartenenza. Grazie per l'onore che mi avete dato e che ci avete dato oggi nel condividerlo. Viva la Polizia, viva l'Italia! Prende ora la parola il vice capo della Polizia, vice direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, prefetto Luigi Sabina. Attenti! Posso? Signor Prefetto, signor Sindaco, signor Procuratore Generale, signor Procuratore della Repubblica, autorità, gentili signore e signori, è per me un onore essere qui a Venezia alla celebrazione del 160° anniversario della Polizia di Stato e per prima cosa porto il saluto cordiale di stamane, più che cordiale, del Capo della Polizia all'intera comunità. A suo nome e quindi a nome dell'intera Polizia di Stato rivolgo un ringraziamento a tutti voi perché con la vostra presenza volete esprimere vicinanza alla nostra istituzione e la riconoscenza alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. In questa giornata ancora di più il mio commosso pensiero va ai nostri caduti, la cui memoria abbiamo il dovere di onorare ogni giorno con le nostre azioni quotidiane al servizio della comunità. Il Capo della Polizia ha voluto che anche quest'anno che i suoi vice presenziassero alle celebrazioni della Fondazione in diverse città italiane, a testimonianza dell'importanza riservata al territorio, tanto ai cittadini quanto ai poliziotti, perché il territorio è il fulcro, la ragion d'essere, la mission della Polizia di Stato. Io ho chiesto di presenziare qui a Venezia a questa cerimonia per il profondo legame che sento verso questo territorio, poiché Venezia è stata la mia prima sede di servizio. Consentitemi un piccolissimo amarcord. Erano i primi mesi del 1981, la polizia era ancora militare e Venezia era una città diversa. Quell'anno venne sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse l'ingegner Taliercio, direttore del petrolchimico. Qualche mese prima, il 12 maggio 1980, a Mestre, in via Rialta, venne ucciso Alfredo Albanese, giovane funzionario responsabile della sezione antiterrorismo. A Venezia operavano una colonna di Brigate Rosse e una di prima linea. Erano gli anni di piombo, anni difficili per Venezia e per l'Italia. In quel periodo nel territorio si diffuse accanto al terrorismo una feroce criminalità autoctona, conosciuta negli anni successivi anche a livello nazionale come mafia del Brenta, responsabili di sequestri persone, omicidi, ma soprattutto della capillare diffusione di droga pesante che avrebbe mietuto vittime fra molte giovani generazioni. I poliziotti di Venezia di quegli anni, che operavano con eccellente professionalità sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria e in raccordo con le altre forze di polizia, riuscirono a contrastare e a debellare entrambi i fenomeni criminali. Sul solco di tale tradizione esorto il personale qui in servizio, che seguo nella costante e efficace attività di contrasto al crimine, nell'obiettivo di garantire la legalità, come ad esempio recentemente in alcuni quartieri di Mestre, e i giovani agenti qui assegnati al servizio, a ricordare sempre il valore di quei colleghi che ci hanno preceduto. A quei poliziotti io stesso sono grato per avermi fornito gli insegnamenti del mestiere, che mi sono stati utili per affrontare gli impegni investigativi prima e quelli di quest'ore poi. Sempre adesso come allora, in ogni parte del nostro Paese, la Polizia di Stato costituisce un sicuro punto di riferimento per la cittadinanza, che sa di poter contare sulla presenza di professionisti della legalità e garanti dei loro diritti. I poliziotti svolgono il proprio lavoro in modo silenzioso, ma con costante impegno e passione, per offrire ad ogni cittadino la libertà di fruire dei propri diritti in uno Stato democratico e la certezza di poter ricevere risposta all'incessante e quotidiano bisogno di sicurezza. La Polizia di Stato è chiamata a fornire risposte non solo efficaci e professionalmente ineccepibili, ma anche rassicuranti e solidali,
in un circuito virtuoso di fiducia con il cittadino necessario a qualsiasi azione di prevenzione e repressione. Sono questi i valori che fanno sentire ciascuno di noi orgogliosamente appartenente alla Polizia di Stato e che ci spingono a fare sempre meglio e a dare il massimo. Al questore ed amico Maurizio Masciopinto, cui mi lega un lungo rapporto professionale, auguro buon lavoro in questa importante sede, dove sono certo svolgerà un eccellente servizio. Identico augurio rivolgo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato qui in servizio, certo che continueranno a svolgere il loro lavoro con entusiasmo, passione e dedizione. Assieme a tutti loro, con l'esempio di coloro che hanno dato la propria vita per lo Stato e con lo spirito di servizio che ci contraddistingue, rinnoviamo tutti insieme, oggi anche qui a Venezia, come in altro territorio d'Italia, il nostro massimo impegno al servizio del Paese. Viva la Polizia di Stato, viva l'Italia! Si procede alla consegna delle ricompense concesse dal signor Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, agli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono distinti in importanti attività operative. Si invita il Vice Capo della Polizia, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, Prefetto Luigi Savina, per le premiazioni. Medaglia di bronzo al merito civile a Assistente Capo Coordinatore Duro Mario, in servizio presso il Commissariato di Chioggia. Con pronta determinazione e generoso slancio interveniva unitamente ad altri colleghi in uno stabile in cui uno squilibrato aveva aperto una bombola di gas nella cantina, minacciando di far esplodere l'edificio. Allertati i soccorsi e messa in sicurezza l'area, accedeva al seminterrato, bloccava la bombola e successivamente entrava nell'abitazione del malintenzionato per verificare l'esistenza di ulteriori pericoli, procedendo poi all'evacuazione degli inquilini, tra cui anziani e disabili. Chiaro esempio di alto senso del dovere e di elevate virtù civiche. Terni, 1° novembre 2010. Attestato di pubblica benemerenza al merito civile a Assistente Capo Coordinatore Pasian Walter, in servizio presso il compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto Venezia. Con slancio altruistico, libero dal servizio in convalescenza, interveniva, unitamente ad altri operatori, in soccorso di 2 donne, rimaste intrappolate nella propria autovettura, uscita di strada e finita in un fosso, riuscendo a trarle in salvo. Chiaro esempio di virtù civiche e di senso del dovere. Portogruaro, 25 settembre 2011. Encomio solenne a Assistente Capo D'Amico Walter, in servizio presso la squadra mobile. Evidenziando spiccate capacità professionali, non comune determinazione operativa, partecipava a un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di procedere al fermo di indiziato di delitto di 4 individui, responsabili di rapina a mano armata commessa ai danni di una sala giochi, al sequestro di una pistola scacciacani ed al recupero dell'intera refurtiva, ammontanti a quasi 15.000 euro. Spinea, 6 marzo 2017. Encomio solenne a Assistente Capo Padoan Paolo, Assistente Antonio Rizzo, in servizio presso il compartimento della Polizia Stradale. Proposta del Questore di Padova, evidenziando elevate capacità professionali e non comune determinazione operativa, espletava, unitamente ad un altro operatore, un'articolata attività di polizia giudiziaria che consentiva di fermare in sicurezza un'autovettura che procedeva in contromano in autostrada, evitando più gravi conseguenze per gli utenti ivi in transito, sanzionando il conducente per la grave violazione. Padova, 8 ottobre 2016. Encomio a Primo dirigente Stefano Signoretti, in servizio presso la squadra mobile.
Evidenziando capacità professionali ed acume investigativo, dirigeva un'operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 malviventi, quali organizzatori ed esecutori materiali di un omicidio. Roma, 28 marzo 2015. Encomio a Sovrintendente capo Fuser Sandro, in quiescenza dal 1 febbraio 2019, agente scelto Licari Bruno, in servizio presso il commissariato di Jesolo. Con senso del dovere e determinazione operativa portava a termine un intervento di soccorso pubblico all'interno di un campeggio, ove era divampato un incendio. Jesolo, 11 luglio 2016. Encomio a Ispettore superiore Cita Giorgio, assistente capo coordinatore Nadalutti Gianluca, assistente capo coordinatore Santin Stefano, assistente capo Scannapieco Massimiliano, in servizio presso la Polizia di Frontiera. Evidenziando spiccate capacità professionali e notevole intuito investigativo, espletava un'operazione di polizia giudiziaria che consentiva di disarticolare un'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Venezia, 30 luglio 2016. Encomio a Sovrintendente capo coordinatore Rossignoli Paola, assistente capo coordinatore Davico Gabriele, agente De Marchi Simone, in servizio presso il compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto Venezia. Evidenziando capacità professionali e determinazione operativa, espletava, unitamente ad altri operatori, una delicata operazione di soccorso pubblico che consentiva di salvare la vita ad una donna che, investita da un treno, riportava gravissime lesioni. Venezia Mestre, 7 ottobre 2016. Lasciano il luogo della cerimonia i gonfalioni della città di Venezia, della città di Chioggia, della regione Veneto e delle città di Jesolo e Portogruaro e Lamps. La cerimonia celebrativa del 167° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato si è conclusa. Ringraziamo i gentili ospiti per la partecipazione. Allora dunque avete sentito, visto, seguito fino a questo momento quello che è successo all'M9 stamattina. Abbiamo seguito in diretta la festa della Polizia di Venezia con una presenza importante voluta dallo stesso Gabrielli, cioè il vice capo della Polizia Luigi Savina, che ha ricordato subito, sin dall'inizio, i colleghi caduti in servizio, ha ricordato gli esordi della sua carriera quando era ancora una polizia militare e quando si sono vissuti la morte e l'uccisione di Taliercio proprio nel territorio in cui di fatto ha iniziato la sua carriera, nel veneziano, e quindi poi la nascita anche della Mala del Brenta, tema citato anche ieri nel corso della
diretta con il questore di Venezia Maurizio Masciopinto, di cui avete sentito poco fa anche il discorso, l'intervento proprio in diretta all'M9. Chiederei a Andrea Basso, ringraziandolo ancora, e così come a Renzo Sartori, di tornare appunto a quella diretta di ieri sera prima di chiudere questa straordinaria stamattina, nella quale abbiamo seguito la festa, il 167° anniversario della festa di polizia, quando Masciopinto affronta il tema delle baby gang, quindi quello caldo di questi momenti, perché interessa molto al territorio veneziano. Abbiamo detto e commentato già come su via Piave e tutte quelle zone limitrofe di Mestre ci sia l'intenzione di proseguire già ancora in questi mesi e anni, diciamo, con le proteste della popolazione, le preoccupazioni della popolazione. Si lavorava nel silenzio, ha detto Masciopinto, pur essendo a quei tempi occupato alla questura come responsabile, quindi come questore a Brindisi, ma sapeva dalle carte, cita così, il lavoro che si stava facendo a Mestre. È un lavoro che bisogna portare avanti, promessa che comunque abbiamo strappato al questore Masciopinto, ma sulle baby gang, quindi il problema di criminalità che si sta vivendo in questi mesi a Venezia, commenta così. Sono fenomeni che hanno sicuramente un risvolto criminale, ma di quello se ne occupano sicuramente gli organi competenti, gli uffici investigativi, l'autorità giudiziaria, ma c'è un aspetto sociale molto importante che, come ha detto lei, è una periferia sociale, cioè sono persone che vogliono affermare il proprio ruolo sentendosi evidentemente ai margini di una società normale. Io credo che oggi tutti i fenomeni criminali assumono poi un aspetto sociale, soprattutto quando riguardano i giovani. C'è la famiglia lì, insomma. Quindi c'è tutto un nesso sul modo con cui i giovani vivono la loro vita, e chiaramente questi fenomeni hanno anche questi una peculiarità particolare, vanno valutati anche nel contesto sociale in cui avvengono. Per quanto riguarda la sicurezza, permettetemi di dire una cosa, che oggi la valutazione della sicurezza viene anche fatta molto sul valore della sicurezza percepita, che non è sempre corrispondente alla sicurezza reale, molto spesso c'è una differenza, e questo avviene proprio per le modalità di comunicazione oggi attraverso i social media, che trasmettono una sensazione di insicurezza anche a chi molto spesso non è vittima né di reato né di situazioni di pericolo. Chiaramente noi tutori dell'ordine, Polizia di Stato, siamo chiamati comunque a rispondere sempre anche alle aspettative di sicurezza nei confronti di situazioni che non hanno una realtà concreta di pericolo. Dobbiamo lavorare perché la differenza tra sicurezza reale e sicurezza percepita sia sempre minore, per cui il cittadino percepisca, sia in grado di percepire quali sono i reali valori di sicurezza nella comunità, nella realtà in cui si muove. Così il questore Maurizio Masciopinto, che era ospite a 20:10 ieri sera. Dunque si chiude così questa diretta straordinaria stamattina, Antena 3 al fianco della Polizia di Stato, delle forze dell'ordine, per seguire questa celebrazione. Grazie per averci seguito, ci rivediamo fra 45 minuti quando ci sarà la prima edizione dei nostri telegiornali. Buona giornata.